Buongiorno a tutti, mi sono Sara per l'Istituto Ladin per la trasmissione Entra la nostra dente. In cui siamo a Gosalt e siamo venuti su perché il 21 di settembre l'ETACA è in corso per impagliatori de carriere, per dirlo in italiano, per, insomma, di chi là che l'era una volta ai conze. Adesso siamo qua col signor Mario che ne spiega un attimino di che si tratta, di che è sto corso. Buongiorno, signor Mario. Buongiorno a tutti voi. Io sono Mario Bressan, sarei anche presidente qua di Ladin qua da Gosaldo. Lei dal 2003 che noi tutti gli anni facciamo questo corso per mantenere le vecchie tradizioni e dopo anche per il fatto che è giusto ricordare questi conti perché le qui che in pratica salvare qua la zona nostra, diciamo così. Lì che a quei tempi là si cammina intende scendeva via che si aveva appena finito la quinta. Vi sono di ultimi gaburi. Sono camminato la prima volta a 11 anni e dopo a Ponte della Pisa. Comunque, come tutti quanti, anche i due maestri che avevo qua, che voglio anche ringraziarli pubblicamente perché ne merito so di loro che noi possiamo organizzare ancora questi corsi. E dopo avevo anche il sindaco nuovo qua che è giocando dalle feste, che è uno che per la cultura di zona nostrana quale molto che si interessa tanto e questo bisogna dare atto, insomma, ecco. E così, e una volta avevo anche organizzato il corso fuori dalle scuole, proprio come che si fa una volta che si andava a fare il confa, portarla il legno, bisognava sbaragarlo dopo, squararlo, strisarlo, insomma, finché si arriva alla fine e che si riuscì a finire questa carriera, che però a dirlo così, l'incontro ma anche là, io la sua pratica, dobbiamo vedere che tipo di che le insomma, come tutti i mestieri, ha il dritto e il reverso della medaglia. Beh, volevo domandare come curiosità di zona, come partecipanti al corso e lo chi che partecipa? Ma i primi anni partecipavo tanto anche ai giovani qua del paese qui che venivano a fare il conto, pian piano, e adesso invece addirittura avevo gente che viene su da Belun, uno viene su da Padova, tanto per dirvi, uno da Premier, insomma, viene da tutte le bande e così, e anche vede che anche bravi di Giaria, perché hanno fatto 4 lezioni fighe adesso, e già ieri vai già a un buon punto merito anche dei maestri, che gli bravi anche loro, nonostante tutto, che pensi che anche loro, anche per loro, gli ultimi gaburi. Allora, signor Mario, dirà? Allora, ne conte lo che l'ha imparato? Mi sono partito come ho detto a 12 anni e sono andato come pare e ho imparato come pare praticamente. Il primo anno là mi mettere le robe piccole là, temperatore scalin, che sarebbe questi, temperatore questi qua. E dopo il secondo anno allora mi ha fatto fare ancora questi, dopo mi faceva queste qua davanti, le gambe, e dopo mi ha messo a fare i buchi. Allora, signor Mario, mi volevo domandare, quanto impaielo adesso come adesso che non le più mestiere, che non le più proprio valc per vive, ma che fa solo che il corso, oppure l'impaia ancora valc? Ma fate ancora qualche lavoro così, qua vicino i miei parenti là e così lavoro e magari fate qualche carriera ancora. Mi sai che l'era un dialetto particolare che l'ha dei conse e il scapellamento dei conse, insomma, mi spiegano che l'era, diciamo che significa, se il venia a parlare tra di voi, se le parlea. Come pare se parlea sì, mi vede che fare capire a Zaipa creare il paron. Allora, ecco già una parola dei consa. Sì, allora si parla come pare se parla il scavamento del confa. Allora adesso siamo qua con l'altro maestro Careghita, che è il signor Vincenzo, e magari ne parla ancora in cinde che l'era scapolamento del confa, che significato che l'aveva, insomma, che l'era. Allora, scapolamento del confa era un dialetto che i fe apposta perché non capisce il paron. E allora loro il paron non capiva proprio niente del tutto capiva, e magari come il pan che si chiama crucol, e dopo alla polenta che si chiama il taf, e dopo quando era la sera che si chiama la berna, e dopo
che ne ha tanti, dopo la minestra gli diceva l'acuden, dopo chi laurea non voleva farsi capire dal Paron. E allora non capiva proprio niente, Paron non capiva proprio niente tutto. Sì. Per poter, diciamo, parlare delle proprie robe senza Senza che gli altri se ne accorgesse, no? Sì, magari bisogna anche di del Paron, magari si poteva anche di Valk. Poi era magari stupido, quell'altro non capiva proprio niente. Quindi l'era. Ma Elsa, lo cande che come che lei nascista? Ma non saprei dire, perché le parole anche in Francia, allora anche in Italia, non si capiva proprio niente. Proprio. Non so spiegare da quando è venuto fuori questo dialetto. Per imparare la carriera che vuole ancora mela. Per impararla meno male, se no... Sì. E adesso come adesso diciamo che non le pim mestiere con cui, cioè, sai che quando che attacca appunto i conti a girare per necessità, perché... Sì, qua Cosaldo il conto ha sfamato tante famiglie, perché era magra e partiva l'autunno, in novembre, e dopo fino a aprile stia via dopo per l'Italia, e dopo anche in Francia stia via, i bocci stia via 2 o 3 anni anche, fino a Buri. Ma che tipo di paia che vollo? Perché mi vede che le dico che l'entriccia... Mi ha detto che gli chiama paia qua, ma sarei in italiano che riserva palustre e la viene su da Mantova. Sì, e non la si spacca, e mi è questa domanda, perché non la si spacca? Bisogna sempre bagnarla. Bagnarla, prima se la secca all'ombra e dopo se la bagna ancora. Sì, in modo che diventi elastica, diciamo. E se si viene allora bisogna metterla a asciugare, se no fa la muffa. Ecco. E dopo ogni volta che si impaia se la ribagna l'ancin? Sì, ecco. E mi dice l'ancin riguardo i suoi alunni del corso insomma, de Caregheta, e lo contenta, e gli dico che impara. Impara bene, impara davvero, impara bene. Proprio bene impara. E infatti che ne da Longaron, che viene su, da Padova, infatti i bravi proprio. Se ne dice in cine parole ancora del scapellamento dei consa che a noi ne interessa e che secondo me è davvero una roba interessante dei conse. Allora i conse diceva come ai legni che chiamava Steve. Per fare le carriere, il legno delle carriere, gli diceva Steve. E allora e le gambe delle garettole, le gambe delle carriere. Sì. Ma è la paia, le ciameli paia? O? La loppa gli diceva in dialetto. E dopo i ferri, i doveva per fare la carriera, gli chiamava la ferrazza. E aveva una cassera, gli metteva in testi ferri, il cortello in mano, il trapano per sposare, ma perché fa tutta a mano. E colla, non era mai trovato niente colla. Ah, no? E come figli attaccati sono? Queste qua le mettevano ciodette qua, ma i scalini vengono tagliati in una maniera che non viene più fuori. E dopo la sera, per andare a dormire, dicevano, don a Pigo. Ah, Pigo. Oh, questo lo sai anche a me, questo l'hai sentito già anche a me. Ecco. Sì, perché ogni tanto resta comunque qualche parola anche se è una lingua di zone che... Anche ante il dialetto, le resta qualche parola, mi vede anche per quanto che mi riguarda, hai qualche parola che mio nonno mi diceva che sta fa parte del scapellamento di Conza. Quindi... E il scapellamento di Conza è proprio il paese del Conza, la fondazione del Conza qua. Ah, ecco. Il paese qua. Lei è proprio una sesta qua, diciamo. E ha fatto anche il monumento qua bello, ha fatto un bel monumento. Allora, signor Mario, per finire, volevo domandare, visto che sai che le tacca anche un altro corso, che è un'altra roba rispetto a quel da Conse, ne spiega un cinque che lì? Sì, praticamente l'avevo iniziato, cioè avevo organizzato sempre noi come la Dinda Cosalto, un corso per tosatelle piccole e anche grandi, cioè in pratica si tratta la passare e fare roba col crochet, io sono tan pratico, e invece sto anche qua e fa delle pantofole e le fa proprio tutto il tesoro diciamo, dell'ana che le serve per l'inverno per stare in casa al caldo, insomma, e dopo fa calzette tipo una volta qui là dell'ana di feda e quelle robe là, e comunque è un corso che ha un grande successo perché anche la passata le era qua addirittura una quindicina stavolta arriva a 20.
Caspita. grandi e piccoli, è proprio bello vedere perché ha passione. Ho trovato due anche là maestre pratiche di maglieria e che insomma e vede che anche queste mamme le manda volentieri queste poppe a imparare tutti in pratica, ecco. Vorrei ringraziare tanto voi altri che siete sempre molto disponibili a aiutarmi in un certo senso anche a voi perché insomma non è facile. È bello, è un piacere insomma farci parlare di queste robe. Grazie, arrivederci.